Una truffa consumata, il racconto della figlia dell'anziana che è stata truffata l'altro giorno. Vestito come quelli che fanno le strade, sa, con quei giubbotti arancioni. Sono da pigliare tutto li sono da pigliare. Torna l'allarme truffe ai danni di anziani, truffe. Hanno voluto prendere tutte le targhette delle medicine. Con questa scusa l'altra è andata al bagno e è andata girando per la casa dove sono i soldini. Se degli sconosciuti suonano alla vostra porta con degli strani tesserini, non aprite, potrebbero essere dei truffatori. Nessun ente di pubblica utilità manderà mai i propri dipendenti a chiedere il pagamento di bollette e rimborsi. Nel dubbio chiamate il 112. Personale delle forze dell'ordine che si presenta a casa vostra è sempre in uniforme. Se per strada venite avvicinati da persone che chiedono informazioni che vi riguardano, non datele. Se vi sentite seguiti e osservati, chiamate subito il 112. Attenzione se ricevete chiamate da persone che chiedono il pagamento di somme di denaro per eventi che hanno interessato i vostri familiari. Potrebbe essere una truffa. Attenzione anche a chiamare i numeri da loro forniti. Dall'altra parte della cornetta potrebbe esserci un loro complice. Per qualsiasi dubbio o richiesta d'aiuto chiamate il 112.